Oggi vorrei parlarvi di una ricetta che è nata durante una incursione nell'area di Oschiri. Con Franco siamo andati a prendere dell'acqua, quella che viene praticamente raccolta ai piedi dell'Imbara, presso il lago Coghinas. C'è una fontana famosissima a circa 1,5 chilometri dal ponte. Ebbene, ritornando da questa escursione per prendere l'acqua, praticamente abbiamo visitato la chiesa di Nostra Signora di Castro. E il panorama era veramente mozzafiato, perché dalla chiesa ormai si vede il Coghinas gonfio d'acqua, veramente risplendente. È stata una stagione piovosissima e quindi un'occasione ghiotta per uno come me, che ama raccogliere le erbe che in questo periodo stanno iniziando veramente a spuntare da tutte le parti. Ebbene, dalla chiesa, ai piedi della chiesa, si vedevano tutta una serie di terrazze, di questi tappeti di erbe spontanee. Tra questi emergevano l'indivia, il finocchietto selvatico e delle bietole favolose con il gambetto viola, che hanno veramente un profumo di asparago, sanno di asparagi. Sembra quasi una anticipazione della presenza di questo splendido esemplare che cresce nell'isola di Sardegna. Ebbene, mi è venuta una gran voglia di fare una ricetta tipicamente selvatica, ovvero sia delle tagliatelle a proteiche alle erbe. Cosa ho fatto? Mi sono procurato dei porcini reali, congelati, descongelati, e ho fatto questo soffritto di bietola indivia e qualche finocchietto selvatico. Diciamo che la presenza del finocchietto selvatico è nettamente inferiore in questa ricetta rispetto sia alle puntarelle che alle stesse bietole. Questo soffritto viene chiaramente accompagnato dall'aglio, dal peperoncino e altre spezie, chiaramente dipende il tocco finale per dare questa corposità alla salsa è quella di aggiungere del sugo. In questo periodo ho approfittato di una offerta speciale delle bottigliette di sugo di pomodorino sardo della zona di Siliqua, è veramente un sugo fantastico. Tra l'altro trovarlo anche a un prezzo ridotto è stata un'occasione ghiotta. Ebbene, questo sughetto va consumato per circa 15 minuti a fuoco basso. Chiaramente si metterà nelle tagliatelle proteiche, poi daremo anche una grattata di parmigiano, giusto per dare un sapore alla stessa ricetta, anche perché noi generalmente non mettiamo sale in questi ingredienti, in questi spaghetti. Cerchiamo di sostituire il sale con delle spezie come il cumino, i chiodi di garofano, la noce moscata, il peperoncino e compagnia cantante. E quindi diciamo che questa uscita nell'area delle Dioschi e delle Coghinas ha dato il titolo alla ricetta del giorno, che è semplicemente tagliatelle alla Nostra Signora di Castro. Vi ricordo che questa è Radio Giostra. Buon ascolto a tutti per le prossime ricette. Ci sentiremo nei prossimi giorni, anche perché
le nostre escursioni in campagna continueranno.